Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati insieme a noi amici dell'oroscopo. Siamo arrivati a venerdì, si apre questo mese di aprile e no, non è uno scherzo. Ritorniamo in compagnia delle stelle di Radio.0 per andare a scoprire tutte le ultime novità. Iniziamo subito. Ariete, un cielo decisamente benevolo vi fa raggiungere d'un balzo ogni traguardo. Novità dall'estero, soldi e affari sono in arrivo, occasioni d'oro oppure in viaggio. Immagine pubblica in netto e progressivo rialzo, chance fortunate vi aspettano, combattività ed entusiasmo sono giustificati in questi giorni. Toro, clima sereno per quanti di voi sono innamorati e ricambiati, ma anche a chi è libero da legami impegnativi, qualcosa di piacevole vedrete accadrà. Continuate poi a lavorare con attenzione ai vostri obiettivi, un'intuizione consente di trovare nuove risorse. Gemelli, venerdì all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo, energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda. Scelte importanti e istantanee si riveleranno vincenti, viaggi al riparo da rischi per chi è pronto a partire, vittorie anche nello sport. Cancro, la luna invece per voi è foriera di imprevisti, attenzione, dovrete essere più che mai meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna vi costringe ad accelerare questa volta il ritmo. Siete fuori strada se pensate che i soci o il partner siano i diretti responsabili del vostro malumore, cercate altrove. Leone, giornata baciata dalla fortuna, ogni decisione diventa semplice, ogni obiettivo a portata di mano, grandi prestazioni anche per voi in ambito sportivo. Confidate senza timore sempre nel vostro carisma e nelle vostre capacità. Successi, consensi e conquiste sono sulla vostra strada. Vergine, l'impulsività rischia di farvi spendere più del dovuto o di mettervi in una situazione piuttosto delicata. Recuperate la vostra sennatezza, potreste rimpiangerla infatti. Forse a causa di una persistente distrazione, in particolare in giornata, non riuscirete ad assolvere per tempo tutti gli oneri assunti. Cercate di recuperare. Bilancia, vi sentite sotto esame, questo vi crea un po' di disagio, forse anche non poco. Rilassatevi, svolgete il vostro lavoro con serietà e non raccogliete provocazioni o critiche che potrebbero turbarvi. Per ritrovare il vostro equilibrio, dall'altra parte, l'ideale è seguire l'istinto, consigliano le stelle, che vi consiglierà la soluzione più saggia. Scorpione, il ritmo odierno è frenetico, ma le gratificazioni non dovrebbero mancare, questo è un buon punto. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera. L'affetto e l'amicizia vanno nutriti, ricordatelo, senza dare niente per scontato, mai. Favoriti spostamenti e vacanze. Sagittario, oggi sì che vi alzate con il piede giusto, è la giornata ideale per muoversi, divertirvi e viaggiare. Le vostre opinioni trovano credito finalmente. La luna poi accende il cuore e i sensi, relazioni vecchie e nuove ritrovano feeling, passione e complicità. Capricorno, non è il momento giusto per concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta infatti potrebbe giocarvi un tiro birbone, tenetevi piuttosto in disparte questa volta. Tolleranza invece è ciò che occorre nei confronti di chi vi ama. Una parola inopportuna può scappare a tutti, ma non datele troppo peso. Acquario, siete allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni in questo venerdì e in questo inizio mese. Cambiamenti e progetti a breve scadenza vi attendono e vi attende pure una serata piacevole con gli amici. Pizza, cinema e birreria oppure a spasso per le vie della città sotto braccio alla vostra ultima conquista, mica male. E chiudiamo con i pesci, sensibili e intuitivi, voi non vi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone decisamente valide. Date per l'occasione un tocco estroso al vostro look, rinnovate il guardaroba ad esempio. Dovreste iniziare poi a raccogliere i frutti della vostra semina, attivatevi per ottenere il saldo pure di un vecchio credito. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questa prima giornata di aprile in compagnia delle nostre stelle, di tutte le novità. Una buona giornata a tutti, un buon weekend e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0